Da questa mattina lunghe file si stanno accalcando al di fuori dei negozi di alimentari e dei supermercati. Di norma quasi tutte le persone stanno a distanza di 1 metro. Nonostante tutto, però, sono numerose le segnalazioni che ci giungono in redazione per protestare. Per molti, quando vanno a fare la spesa, le distanze di sicurezza non vengono rispettate. Ecco allora che per far rispettare le misure governative dedicate a limitare i contagi da coronavirus, anche gli agenti della Polizia Municipale di Treviso sono scesi in campo in forze nelle ultime ore. 4 i supermercati controllati stamani, poi risultati in regola. Le attività di controllo si sono poi protratte anche nel pomeriggio e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Certo, i controlli proseguiranno tutti i giorni, soprattutto anche in borghese. Faremo tutto il giro dei supermercati in modo tale che i supermercati debbano rispettare quella che è la normativa, quindi tutti i clienti devono stare a 1 metro di distanza. Quindi raccomandiamo a tutti i direttori dei supermercati di attenersi scrupolosamente a quella che è la normativa. Con l'avvicinarsi del weekend pare che in tanti stiano facendo una corsa ai rifornimenti di cibo, forse pensando che i supermercati restino chiusi sabato e domenica. Probabilmente non sono state comprese appieno le nuove disposizioni del governo per contrastare l'emergenza coronavirus. È bene ricordare che secondo il decreto dell'11 marzo i supermercati, in quanto fornitori di beni di prima necessità, saranno aperti. Sarà quindi possibile fare la spesa anche nel weekend, evitando file e assembramenti di persone che vanno contro la logica stessa del decreto, che ha previsto l'apertura anche sabato e domenica proprio per evitare disagi. Non c'è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l'approvvigionamento alimentare anche nei centri commerciali. Saranno chiusi i negozi delle gallerie, ma resterà aperto il supermercato per i beni di prima necessità.